riflettendo sul fatto che in una situazione così di emergenza sono le nostre donne che stanno prendendo in mano la situazione e battagliano in prima fila pacificamente, ma portando alla disperazione dei nostri territori che sono fortemente impoveriti. Abbiamo di fatto tutti i settori dell'economia sarda assolutamente in ginocchio, e oggi le donne, con una forma di protesta assolutamente pacifica, chiedono alle istituzioni un impegno. L'impegno è un impegno molto importante perché può portare alla soluzione dei problemi in termini molto veloci e molto immediati. Abbiamo presentato insieme a loro in Consiglio regionale una interrogazione proprio per l'applicazione dell'articolo 51 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, che è sotto tutela, fra l'altro, dell'articolo 77 della Costituzione italiana. Quindi chiediamo alle istituzioni il rispetto delle regole, chiediamo alle istituzioni che applichino le leggi che sono state così emandate. Solo che stranamente quando si applicano le leggi italiane, spesso in Sardegna, è perché sono più punitive. Quando ci sono delle leggi buone come questa non viene assolutamente rispettata, ma non c'è più tempo per rinviare assolutamente nulla. Noi dobbiamo intervenire immediatamente, e con questo articolo la Giunta viene chiamata ad assumersi una grande responsabilità, e cioè che la mancata applicazione dell'articolo 51. Che significa che in un momento così drammatico le leggi che prevedono di mortificare economicamente attraverso la mano lunga dello Stato, che si chiama Equitalia, Ufficio delle Entrate e così via, la gente, questo può essere assolutamente escluso qui in Sardegna. Voglio anche approfittarne per ricordare un altro dato inquietante, è che Equitalia Sardegna vanta di aver recuperato il 25% nel nostro territorio contro il 12% delle altre regioni italiane. E non dimentichiamo che la Sardegna viene considerata la regione più povera, quindi secondo me c'è anche una sorta di abuso pesantissimo dello Stato italiano sulla nostra gente. Chiediamo che la smettano di trattare la disperazione dei sardi sempre come questioni di ordine pubblico. Costa spesso più l'intervento e la mobilitazione per un intervento di ordine pubblico. Per Sader Rasegada, che ormai è diventato un simbolo amaro della storia sarda, non è pensabile che siano stati mobilitati centinaia di uomini in divisa, armati di elicotteri, per mettere per strada questa povera gente. Noi come popolo non possiamo permettere che questo avvenga mai più, e le istituzioni in questo momento sono chiamate a un'assunzione di responsabilità pressate. Questo è compito anche della nostra stampa, evidenziare le nostre priorità, quindi spingere perché si discuta di questo benedetto articolo.